Buonasera, una puntata speciale dello Scrigno. Oggi vogliamo parlare di quella che è la cucina friulana e dove sta andando e da dove arriva. Vorrei presentarvi subito un volto che non è mai apparso su Telefriuli, ovviamente sto ironizzando, la conoscete, sorride sotto la mascherina, anzi sopra la mascherina, Marinella Ferigo è la presidente regionale dell'associazione Cuochi. Federazione Italiana Cuochi. Ecco, cominciamo già, vedi la Carnica già che mi corregge, quindi intanto dobbiamo dire chi è, mi piace definirlo tutto sto ben di Dio, Marinella. Allora, sono tutti ragazzi della scuola, Linussio e Ial, poi c'è il mio cuoco e le mie lady chef, che facciamo parte del gruppo, che sono nate 25 anni, quest'anno ricorre il 25esimo, grazie alla moglie di Germano Pontoni, che dopo magari dirà qualcosa anche lui, perché sono i 25 anni delle lady chef. Sono nate per contrastare un po' i maschi in cucina. La Bertilla aveva questo. Senti, quando dici contrastare è quasi una battaglia, sana ma una battaglia. Sì, perché il mondo è sempre stato dei maschi, adesso un po' le donne incominciano a emergere, poi abbiamo anche chef donne stellate, ma negli ultimi anni c'è ancora abbastanza da combattere tra virgolette, perché poi in cucina si lavora insieme. Io e il mio cuoco combattiamo tutti i giorni, ma lavoriamo assieme, mi guarda con due occhi Davide. Sì, il povero Davide penso abbia subito qualche tua, devi essere una bella rompina tu Ferigo. Sì. Se no Davide non sarebbe quello che è e quello che sta diventando. Grazie. Prego, si figuri. Allora, questo bianco e questo argento che non si vede, il bianco è il colore della vostra divisa, l'argento brillante è la pulizia che si deve essere in ogni cucina. Dove siamo? Siamo all'Accademia del Gusto FVG, nata 2 anni fa, un'idea del mio presidente dell'Associazione Cuochi di Udine insieme a me, ma l'ha portata avanti molto Daniele. E, sì, è nata soprattutto perché noi non avevamo una sede per fare gare, per prepararci per le gare, per i concorsi. Noi abbiamo vari ragazzi, ma anche prima che arrivassi io, siamo campioni a Erfurt, abbiamo vinto Coppa, abbiamo vinto medaglie e questa qui è nata un po' per quello. Poi è diventata il gioiello che c'è grazie a Daniele, soprattutto insieme a chi ci ha dato la possibilità, che è Bardelli, di mettere in piedi questo. Credo che sia un fiore all'occhiello per il Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto anche che in Italia un'associazione non ha una realtà bella come questa, bella e funzionale. Senti, quant'è che stai dietro i fornelli? Boh, dietro i fornelli saranno 15 anni, 9 che li ho fatti in cucina da sola, un po' prima col cuoco che avevo prima, un po' adesso, ma io adesso non sono dietro i fornelli ho 2 bravi ragazzi, i 2 cuochi. Io nel mondo del lavoro, albergo, li ho fatti un po' tutti i mestieri, perciò la cucina è una passione, ma non che io sia cuoca. Io non mi ritengo una cuoca che ho studiato, che ho fatto le scuole, sono un autodidatta, mi arrangio. Ecco, Marinella, ti chiedo subito, ma cosa pensi delle varie trasmissioni televisive ormai? Cioè, pane e cucina, se vuoi andare giù dura come sai fare solo tu? Allora, all'inizio, quando sono partiti queste trasmissioni, forse ha dato una mano alla categoria a venirne fuori, perché ci conoscevano mica tanto. Poi adesso ha invaso un po' troppo, perché ci sono ragazzi bravi che devono essere presi per mano e accompagnati. Invece ci sono quelli che vanno quarto, quinto anno o anche il terzo di un istituto, pensano di venire in una cucina tipo la mia, che non è granché, e dire io ho fatto lo stage da Luca, Villafredda, e pensa di venire lì e saper cucinare o venire a dare ordini magari a un cuoco che è 10 anni, che è 15 anni che porta avanti il suo lavoro
e adesso un po' hanno rovinato un po', anche perché le scuole non sono in contrasto per far emergere questi ragazzi, per seguirli questi ragazzi. Noi, ma non in Friuli, io ti parlo in tutta Italia, abbiamo il problema più grande delle scuole. Difatti, che sia stato il Covid, che sia stato, non so, non c'è manodopera. C'è un bisogno estremo di ragazzi, di cuochi, ragazzi cuochi, ma non ce n'è. Quei pochi che sono, quei pochi bravi, se li contendono, ma non puoi mettere un ragazzo bravo, tipo quei 3 bravi ragazzi che ho qua che sono stati a fare gli istituti da noi. Davide può andare in una cucina e dire la sua, tra virgolette, ma loro sono bravi, ma sono da seguire. Tra virgolette, ho il mio cuoco che mi fa spallucce, però bisogna tenere conto che ha 26 anni, ha la preparazione e la testa che vede oltre molto, Davide, però ha anche 26 anni e la vita di 26 anni non è la mia di 70 quasi, dai, vogliamo essere Scusa Marinella, qui sono già entrati tanti giovani. Ma qui c'è Loyal che fa scuola, difatti il presidente è un docente del Loyal anche, e Loyal di Udine ha un valore aggiunto avendo una realtà come questa, perché i ragazzi qua, ognuno ha la sua postazione, il docente ha la sua, nelle scuole non penso, io non ho insegnato e non insegno, ma non penso, basta chiedere a loro che nelle scuole degli istituti alberghieri non sono così. Senti, ti chiedo, i padri fondatori della cucina friulana, ce li ricordiamo ancora o sono là? Sì, ma io penso che quando parlerai con Germano Pontoni ti dirà i padri fondatori, lui li conosce meglio di me, anche perché io sono tornata in Friuli 20 anni fa e di ristorazione ne sapevo poca, facevo la governante in un albergo a Abano, perciò sono loro quelli che sono partiti comunque, in Friuli come dappertutto. Allora, è tornato Dario Conlaca, il presidente era quasi commosso dalla presenza del nostro barzellettiere, guarda come mi guarda, vorrebbe tirarmi un coltello qui. Vieni Dario Conlaca, vieni pure dietro il bancone con una certa rapidità perché altrimenti esauriamo tutto il tempo in questa tua splendida sfilata. Buonasera, come stai? Bene. Questa la dedichiamo al presidente Daniele. Beh, certo. Sì. Allora, da quando mi hanno detto che sono un bel gnocco, sono costretto a nascondermi dappertutto, perché c'è Giovanni Rana che mi sta cercando. Questa è per il presidente che è un tuo fan. Sono andato al ristorante e ho detto, cameriere, c'è un cappello nella mia pasta asciutta. Quello mi ha guardato e mi fa, come un cappello? Fa impossibile. Ho detto, perché? E l'abbiamo fatta coi pelati. So che l'hai fatta apposta perché lui addirittura l'ha registrata. Lui la sentirà tutte le sere prima di addormentarsi. Ne hai un'altra? Sì. Allora c'è un ragazzino che va a prendere un gelato e fa, senti che gusti ha di gelato? Fa vaniglia e cioccolato. Ma scusi, ha la voce roca? Fa no, solo vaniglia e cioccolato. Bassi, l'hai capita? Chissà, Bassi. Come hai passato le vacanze, Dario? È normale, non niente di particolare, ridere come matti, giù tutti a ridere. Cosa ti piace della cucina di più, il primo o i secondi? Ma ti sto dicendo, sono arrivati i primi freddi e l'altro fa, ma cosa me ne frega a me, io mangio i secondi. Anche questa è abbastanza... Federico, vieni un attimo. Allora, dobbiamo dire un po' come struttureremo questa puntata dello Scrigno. Andremo a fare uno show cooking proprio per questa trasmissione. Chi è il protagonista? Luca, che è lo chef titolare, vero Luca? Villafredda, il suo locale. Allora, vorrei chiudere questa parte con un brano che abbiamo registrato nei giorni scorsi a Pontebba con un'orchestra che è di grande livello. Quindi in questi 2-3 minutini lasciamo spazio a Moshiz e ai suoi. Ci vediamo dopo la pubblicità.
C'è tanta felicità, ti guardo e più mi piaci, rosa Rosa, tu sei la vita per me. Rosa, tutto il mio cuore è per te. E i tuoi baci, c'è tanta felicità. Ti guardo e più mi piaci, rosa blu. Seconda parte dello scrigno, Luca Braidot fa parte della federazione dei cuochi, ma è anche il numero uno dell'osteria di Villafredda. Vedo ingredienti di territorio per due pietanze di territorio, Luca. Sì. Faremo il classico frico con le patate e cipolla e una frittatina con le erbe. Il frico è una preparazione abbastanza semplice, però deve essere eseguita, diciamo, in maniera abbastanza maniacale, nel senso che, almeno per me, le patate non vanno bollite, vanno cotte in padella. Perché? Insieme alla cipolla, perché nella bollitura chiaramente perdono parte del suo amido, per quello è importante che la patata sia di buona qualità. Ecco, senti Luca, facciamo un po' un passo indietro, visto che lo scrigno si occupa appunto anche di storia del Friuli andato. Il tuo maestro chi è stato? Allora, io ho cominciato in mezzo alle due scuole alberghiere con Gondovio del Boschetti, dopodiché ho fatto la scuola alberghiera a Trieste e dopo ho cominciato con Busdon della Storia. Sono rimasto 4-5 anni con lui e dopo ho girato abbastanza, insomma, tanto. Senti, i tuoi maestri ti avevano detto cosa fare e cosa non fare mai in cucina? Che consigli hai ereditato? Allora, intanto mi dicevano cosa fare. Cosa non fare, è difficile che me lo dicessero, ma cosa devi fare? Diciamo che la cucina è cambiata molto negli anni, una volta era parecchio, per esempio la Storia eravamo in 8 in cucina, no? Adesso una brigata da 8 adesso è quasi impensabile qui in Friuli,
coi tempi che corrono. Diciamo che quella volta si facevano tutte le partite, cioè partivi come comì e arrivavi fino insomma, a diventare, diciamo, quasi chef, insomma. Scusa, spieghiamo cosa vuol dire comì. Comì vuol dire aiuto di cucina. Comì è quello che spela le patate. Spela le patate, fai lavori lunghi e piano piano, dopo acquisendo e rubando più che imparando dagli altri, chiaramente acquisisce più e viene naturale che dopo, se uno è bravo, quando devono assumere un altro cuoco, prendono uno al posto suo e lui passa di livello, insomma. Tu ti sei di fatto adattato e hai pelato le patate per quanto tempo all'inizio? Circa 2 annetti sono stato il comì alla storia, sì, perché dopo è anche il comì che è assistente di quello che fa le antipasti, dopo diventa assistente di quello che fa i primi, finché sei il comì che è l'assistente dello chef. Da lì in poi puoi fare il passaggio a fare le verdure, a fare altre cose. Insomma, quella volta era così, adesso è un po' più, adesso è cambiata. Comunque è uno chef che mi ha fatto fare il salto di qualità, diciamo, da un lavoro, cioè prendere lo stipendio ogni mese a farmi diventare la passione che ho, è stato Giorgio Fornasiere, che era al Gropp, e lui un giorno mi ha sempre detto, che mi ricorderò sempre questa frase, mi fa: Luca, devi avere la passione, no? Mi fa: tu pensa, se tu facessi un lavoro, quella volta, adesso non esistono più, c'erano i bigliettai dell'autostrada che quando tu entravi ti davano il biglietto. Erano lì che guardavano la televisioncina e ti davano il biglietto. Ma quelli lì che soddisfazione possono avere, mi dicevano, no? Invece se tu vai a vedere il formaggio migliore, tu vai a vedere la patata migliore, tu cominci a imparare tante cose, quella è soddisfazione. E da lì questa cosa del bigliettaio mi è sempre rimasta in testa non devi mai adagiarti, insomma, a fare lavori che non ti danno soddisfazione, insomma. Questa è stata la mia esperienza da giovane. Dopo un cuoco deve girare tanto, io dico sempre, un cuoco deve girare esperienze positive ma anche le esperienze negative, perché le esperienze negative insegnano forse più delle positive. Allora, abbiamo fatto un po' di Amarcord, che sapete che è uno dei nostri marchi di fabbrica di questa trasmissione. Arriviamo al presente. Quindi, come facciamo il frico? Ma facciamo con le patate, queste sono quelle di Godia, vengono affettate, diciamo, con quello che a julienne, con quello delle carote. La cipolla viene tagliata anche quella julienne e il formaggio, dopo, qui abbiamo un fagagna, verrà grattato alla stessa maniera delle patate. Patate e cipolla andranno sul fuoco con un po' di olio. Quando saranno quasi pronte si mette il formaggio e si fa l'impasto e si fa rosolare da tutte e due le parti, fino ad ottenere questo tipo di tortino. Ecco, senti, i formaggi non sono tutti uguali? Assolutissimamente no, guai se fossero tutti uguali i formaggi. Cosa faremo a fare noi qua? No, diciamo che per il frico di patate non si hanno grossissimi problemi, perché comunque basta scegliere un buon formaggio. Io ho un Fagagna, ma potrebbe essere un Nogaredo, potrebbe essere un buon Montage, insomma, non c'è problema. Io consiglio dai 5-6 mesi. Questo dovrebbe essere, per il frico con le patate, almeno per me, il migliore. Invece per il frico, quello croccante, lì cambia un po' il discorso, perché se no deve avere 2 tipologie di formaggi e chiaramente lì bisogna scegliere un formaggio che vada sui 9 mesi e uno fresco sui 3, e la combinazione lì è abbastanza complicata, insomma, da fare. Insomma. Dicevi, scusa? Quanto formaggio ci vuole per un frico così? Allora, per un frico così, diciamo che io ti do la ricetta, dopodiché dipende dalla padella che uno adopera. Diciamo che io ci metto 800 grammi di formaggio e 1 chilo di patata. Questo in genere è la misura, ma dopo dipende sempre dal formaggio. Se tu noti qui, questo è un formaggio molto buono. Il formaggio molto buono ha un bel po' di grassetto, per cui ci va un po' di più di patata perché assorba il grasso in eccesso, insomma. Bene, allora il frico l'abbiamo visto, c'è anche
una frittata. E dopo facciamo la classica frittata con le erbe, per cui abbiamo le nostre erbe, qua abbiamo del basilico, abbiamo della menta, abbiamo dell'erba cipollina, io ho messo un po' di salvia, abbiamo della menta, ci ho messo anche un pezzettino di rabarbaro, che vengono tritate, messo chiaramente miscelate con le uova, sale e pepe, e ottieni questo tipo di impasto. Per dirti, negli anni quello che è cambiato molto sono state le attrezzature, perché per ottenere le erbe così fini adesso si sta un momento, mentre una volta tu tritavi tutta a mano, come un'altra cosa che ha dato una mano è stato le padelle antiaderenti. Padelle antiaderenti chiaramente per il frico è una manna, perché una volta ne capitavano di cotte e di crude, insomma, per girare il frico, anche per le frittate, insomma, no? Scusami, quel prodotto deve finire là? Adesso lo mettiamo nella padella antiaderente, con un po' di burro sotto. Ci vorrà un momento perché Senti, il tuo primo set di padelle utilizzato in cucina è roba da museo ormai? Sì, è stato, erano tutte in alluminio, erano o quelle in rame, al Boschetto avevamo tante di quelle in rame, o se no in alluminio, che per un certo periodo è stato fuori norma anche. Cioè tu avevi le padelle piene di alluminio, arriva un certo colpo che le padelle in alluminio non si potevano più adoperare. E allora lì solo l'acciaio, però l'acciaio ha grossi problemi di cucina. Secondo me sì, va bene per certe cose ma non per altre. Per esempio, dopodiché il signor Agnelli ha inventato questo alluminio speciale che è tornato a farle diventare, che possono essere adoperate. Per esempio, quando tu salti una pasta, la padella in alluminio, se tu la salti in una padella antiaderente non si asciugherà mai, non tirerà mai il sugo, ci vorranno moltissimo tempo, mentre in alluminio è molto più facile. Luca, ma l'uomo che vediamo dietro i fornelli presso il suo ristorante cucina bene a casa o quando arriva a casa dice mi rilasso, von de fornei? No, diciamo che siccome a Villafredda non facciamo pesce, perché è una cucina piccolina e per fare le cose bene ci vogliono essere organizzati con tutte le cose, allora non facciamo pesce. Diciamo che a casa mi diletto nella cucina del pesce che mi piace tantissimo, solo che chiaramente non potendolo fare a Villafredda, diciamo che cucino a casa. Il problema a casa che ce l'aveva mia mamma, adesso ce l'ha anche mia moglie, è lavare le padelle dopo. Perché purtroppo il cuoco sporca le pucce fa. Allora, mentre la frittata si cucina, dicevi Dario? No, volevo dire che tu hai detto che lui quando era le prime pentole erano un set di pentole, ma sono state anche di più di set. Sì. Tu sai cucinare, Dario? Io sì, non tutto, però me la cavo abbastanza. Tipo cosa ti viene bene? Lenticchie ripiene. Sei un uomo che ha tanta pazienza. Ne hai una rapida, che così andiamo in pubblicità? Sono andato dal dietologo e mi ha detto formaggio no, latticini no, poi mi ha detto sigarette no, alcol no, ma è tutto no, tutte le cose. Gli ho detto io a questo punto vado a farmi un'estremunzione. Il dietologo mi ha detto sì va bene, però con poco olio. Anche lì ti voleva limitare. Allora, io credo che possiamo andare in pubblicità, così andiamo in pubblicità con 1 minuto di anticipo, così diamo il tempo a Sua Eccellenza alla frittata di comporsi come sa fare solo il nostro Luca, che fa parte appunto della Federazione dei Cuochi per il Friuli Venezia Giulia, così poi andiamo a conoscere altre sfaccettature di questo mondo che tanto ha sofferto con il Covid, che ha mollato ma non ha ancora mollato del tutto. Noi adesso andiamo in pubblicità, torniamo qui fra pochi istanti dall'Accademia.
Rieccoci con voi, terza parte dello scrigno. Sentirete che mi piace definirlo, il suono di piatti e pentole, perché il nostro Luca sta predisponendo, sta impiattando, anzi l'ha già fatto, il frico del quale ci ha spiegato la ricetta e come viene realizzato e con che prodotti nella parte precedente. Questo è un altro, mi piace definirlo, senatore della cucina regionale, un certo Germano Pontoni. Come stai? Buonasera, tutto bene, grazie Daniele. Senti, qui abbiamo l'enciclopedia di chi ha fatto la cucina in Friuli. Diciamo che qui nel 1986 è nata proprio l'Associazione dei Cuochi Friulani e in questo contesto a 35, proprio in questo periodo qua, per poi essere, come si dice, ufficialmente presentata da Gigi Valle a dicembre dell'86. Allora, io ti chiedo, visto che probabilmente è una domanda che non ti ho mai fatto, quando hai cominciato a muovere i primi passi fra i fornelli? Allora, i primi passi li ho iniziati come garzone di cucina, lavapentole e così via, all'antico Gelso, come via del Gelso, proprio perché contrario a quello che voleva mio padre, che volessi che mi chiudessi in ufficio. E quindi da lì ho cominciato a fare lavapentole e poi il cuoco è riuscito uno stratagemma a farmi andare alla scuola alberghiera, facendosi passare come mio padre, e mi sono trovato alla scuola alberghiera a Firenze e da lì sono decolato. E tuo padre come reagì rispetto a questo tuo... Non mi ha mai dato soddisfazione nonostante tutto, che lui era molto contento che quando arrivavano gli amici lui si dilettava a far vedere quello che facevo, e i piatti, e le fotografie, e tutto quello che praticamente poteva essere soddisfazione del genitore. Quindi un amore silenzioso. Un amore che sì, è stato silenzioso, e chiaramente mi è mancato nel 68, quindi ero pieno proprio all'inizio della mia carriera e pertanto forse non ho avuto più quelle soddisfazioni, cioè non poteva averle, insomma, perché dopodiché nel 68 io ho fatto un altro passo molto più grande. Ecco, i padri fondatori della cucina, almeno quelli che hai conosciuto e hai avuto modo di apprezzare tu, della cucina friulana. Allora, diciamo che nella nostra regione possiamo dire che si è iniziata con dei bravi ristoratori che avevano dei cuochi che giustamente erano dei cuochi che facevano solo spignattare, insomma, senza pensare a quello che si facevano, perché la cultura di quella volta era quella, c'era l'imprenditore che decideva a vita, morte e miracoli come fare un piatto, qual era la clientela e così via. Quindi poteva succedere che un imprenditore partiva la mattina per prendere una pancetta e sta via tutto il giorno, in parole povere. Il cuoco era però gran parte delle conduzioni familiari, e quindi la vera figura del cuoco io penso che sia nata intorno agli anni 60-65 con i cuochi degli alberghi, dei ristoranti della città, che praticamente possiamo nominare benissimo il Dover per il Boschetti, il Gianni Cosetti per la Carnia e Busdon per la storia di Udine. Quindi diciamo che poi questo è stato, come si dice, l'inizio di quello che proprio si parla dell'Associazione dei Cuochi, in quanto messi vicino, grazie a un concorso con l'OCA nell'85, sono stati messi vicino da un paio di giornalisti, e da lì è scaturita proprio la voglia, il desiderio di poter trasmettere ai giovani, non quanto nella cucina come si dice trincea, ma proprio mettendosi in confronto con quello che potevano essere le prime scuole di cucina. Senti, c'è una canzone che dice cosa resterà degli anni 80, a questo punto direi cosa resterà degli anni 60. Della cucina di Gianni Cosetti c'è un'eredità che di fatto viene tenuta viva ancora? Allora, teniamo in considerazione una cosa molto importante, che Gianni Cosetti è riuscito a far capire che un territorio bellissimo quale la Carnia ha dei giacimenti storici. Difatti lui è stato proprio uno dei giacimenti storici che fino a una ventina d'anni fa è stato proprio quello che ha continuato e seguito, e molti suoi allievi sono in giro per il mondo e stanno facendo della cucina di eccellenza. Tutte queste spille, che cosa rappresentano nella tua Gli vita? alpini, tutte le strade che ho fatto, quello che ho fatto, con chi ho fatto, e tutte queste cose, insomma, che tutte le volte che lo indosso, che ultimamente non è che si faccia molto, però sono orgoglioso perché col mio fare ho progredito alla mia regione, amo molto la mia regione. Qual è la spilla alla quale sei più affezionato? Beh, forse l'Expo Mondiale di Aichi in Giappone, oppure Milano, oppure, perché no, insomma, certe località degli Emirati, ma diciamo che quella più grande soddisfazione è quella quando ritorno a casa di assaggiare il mio territorio, e quella proprio è il massimo. In Giappone cosa avevi fatto, cosa avevi cucinato? E in Giappone sono stato mandato dalla regione a fare la cucina regionale in occasione dell'Expo Mondiale del 2005 a Aichi.
E che cosa hai cucinato? Ho cucinato senz'altro, l'antipasto era di prosciutto di San Daniele e fricco, poi c'era una crespella con gli asparagi portati proprio da Tavagnacco quella volta con l'aereo, e alla fine un borretto alla garisana, e alla fine poi più di tutto una ciambellina, una gubanetta con una crema. Senti, i ragazzi che ti guardano evidentemente sono curiosi, vogliono capire perché Germano Pontoni dopo tanti anni è ancora nel mondo della cucina. Che consigli ti senti di dare? Consiglio questo, innanzitutto di volersi bene, perché i giovani di oggi molte volte non si vogliono bene, in quanto la cucina già di per sé fatica, anche se adesso ormai la cucina non è che sia proprio tanta fatica, ma bensì il tempo libero loro devono, come si dice, sì, imparare attraverso, non solo in cucina, ma anche muoversi nelle regioni per capire qual è il loro portento, la loro regione che hanno di dietro, per poterla poi evidenziare nei loro movimenti quando saranno dei professionisti. E quindi dico che devono imparare a fare i cuochi, ma anche a stare da parte del commensale, perché questo non accade mai, in quanto molti giovani oggi sì, dedicano alla cucina, sono professionisti, però quando hanno terminato si cibano di cibi, come si dice, globalizzati o contemporanei. Ecco, tu dicevi queste spille sono come un po' i gradi, le mostrine degli alpini. Se volessi dire 3 motivi, buoni motivi per indossare questa divisa a questi ragazzi. Allora, la divisa fa il cuoco e il cuoco fa la divisa. La cucina ha una storia. Prima cosa, su questa giornata qui non è stato scelto di mettere il cappello, però il cuoco veniva riconosciuto negli anni 50-60, in particolare in Francia e in Germania, per l'altezza del cappello, il tocco, chiamato le toc, e questo era praticamente l'immagine del cuoco. Oggi molte cose sono cambiate, diciamo che i giovani degli anni 90, inizio secolo, hanno iniziato a non mettersi il cappello, tagliandosi corti. Tutte queste cose hanno fatto dei grandi cambiamenti, ma hanno cambiato anche proprio lo stile di presentarsi, e nello stesso tempo, per quanto riguarda, non dico le vecchie glorie, ma i cuochi che hanno fatto nel tempo la cucina, hanno dato una sensazione certamente a quel tempo non positiva, perché la divisa era fatta così. Senti, andando, e poi andiamo a vedere se è pronta la frittata, ma ritengo proprio di sì. Io giro veramente a caso e arriviamo al 1900. Iniziamo del 1961, proprio perché durante l'estate, e ricordo benissimo che c'è stata anche una trasmissione con un noto presentatore, e da lì praticamente poi ufficialmente è stata presentata da Gigi Valle, nella taverna Gigi Valle, il 1° dicembre del 1986, quindi 35 anni fa, l'Associazione dei Cuochi Friulani. Quindi diciamo che è stato un momento particolare dove questi insegnanti, Busdon, Dovier e Gianni Cosetti, si sono messi vicino con i loro allievi nel senso che erano dipendenti dell'azienda, ma poi anche della scuola di cucina, e hanno fatto sì che diventi una serata per partire. Cioè qui è stato il decollo vero e proprio. Molte cose sono accadute, c'è state, come diceva la Presidente regionale, nel bene e anche certe volte nella criticità, perché purtroppo nel male si impara il bene, cioè il cuoco molte volte può arrivare anche ad essere, come si dice, in momenti molto critici è importante riprendersi e superare tutto. E questo è l'augurio che faccio ai giovani di oggi, di non fermarsi alla prima criticità, al primo momento critico. E purtroppo quello accade perché quest'anno, anche a causa di coronavirus, molti ragazzi non hanno avuto la preparazione da affrontare il mondo del lavoro, e questo purtroppo pecca con loro, senza capire che il problema esiste, ma esiste perché molte cose sono cambiate, la tecnologia è completamente cambiata, il rapporto con i superiori è completamente cambiato, pertanto anche la cucina, chiamiamola contemporanea di oggi, ha subito notevoli cambiamenti, che possono essere positivi o negativi, come diceva, negli anni 80 vedremo, sono passati 40 anni. Grazie Germano Pontoni. Prima di vedere a che punto è il frico. Allora, al cimitero una donna sta piangendo, un signore dietro fa: perché piange? E fa: per i miei 3 mariti. Fa: sono morti. Come 3? Fai: come sono morti? E 2 mangiando i funghi avvelenati e uno con un colpo di pistola. Fa: ma come mai con un colpo di pistola? E non voleva mangiare i funghi.
Le lady chef sorridono. A che punto siamo, Luca? Siamo che il frigo è impiattato e adesso andiamo a impiattare la frittata alle erbe. Prima ti avevo fatto una domanda a Dario. E le uova? La scelta delle uova per la frittata è casuale o... Allora, diciamo che in cucina, cioè in cucina di un ristorante, non puoi adoperare uova di casa. Questo purtroppo, come non puoi adoperare i funghi che ti crescono fuori, cioè quelle sono leggende, i funghi raccolti fuori dal ristorante, perché per legge non puoi adoperarli, insomma devono essere certificate, devono avere una scadenza, devono essere raccolte in un certo modo. Però anche lì chiaramente ci sono, e devo dire negli ultimi tempi sono nati parecchi allevamenti con galline allevate a terra, ma anche sistemi diversi, c'è un Amorzzo molto bello, con uova di particolare qualità, molto curate. Insomma. Probabilmente tu fai riferimento alle uova col guscio colorato, no? Anche quelle, sì, quelle. Che sono molto ricercate nell'alta cucina, no? Chiaramente appunto perché insomma sono di qualità, hanno un costo alto, ma insomma sono di qualità. Grazie a Luca. Dario, per chiudere questa parte. Ma volevo dire prima, tutti i cuochi che mettono il cappello per sembrare più alti, ma quelli lì sono molti sono della bassa friulana. Hai modo da... È un... si vede... Dimmi, caro. Allora, io vorrei così due parole, perché prima parlavamo di scuola legata ai vecchi cuochi, diciamo i cuochi che un tempo avevano, come si dice, le proprietà di poter insegnare praticamente molte volte a quello che in questa struttura sono stato invitato qui, l'ho vista crescere, l'ho vista e quindi un plauso verso il presidente Daniele, ma a tutto lo staff, perché veramente il desiderio che poteva essere di tutta questa nostra bellissima regione è di avere una struttura di questo genere. Quindi un plauso. Posso dire che io sono convinto che fra qualche anno non solamente cuochi ma anche amatori, persone che giustamente gli piace far cucina, traggono da questa iniziativa un grande contributo, e siccome qui si parlerà di cucina del presente, della cucina creativa ma anche innovativa, sono convinto che saranno delle persone che porteranno avanti il discorso della cucina del nostro territorio. Grazie Germano Pontone, abbiamo recuperato il minuto che avevamo di fatto, col quale avevamo anticipato la chiusura della presente parte, adesso andiamo in pausa. Quarta parte dello scrigno, sono con Graziella Manzano, è una delle persone che fanno parte dell'associazione, del gruppo delle Lady Chef, ma all'interno sempre della Federazione Italiana Cuochi. Intanto lei è di? Gemona. E questo Graziella Manzano di Gemona, dove porta il suo cognome? Il mio cognome arriva dalla Bassa Friulana, papà era dalle parti di Santa Maria la Longa. Poi ha girato un po' Colloredo fin quando è arrivato a Tarcento, poi... Sono nata a Tarcento, io però adesso vivo a Gemona. Ma la sua vita in cucina inizia quando? Oddio, da ragazzina forse con la nonna che mi ha insegnato l'amore per la cucina, già da piccola mi portava, perché la nonna ha origine carnica proprio. Di dove? Di Valle Rivalpo, comune d'Erta Terme. A quei tempi andavano in giro per le famiglie lei a far da mangiare quando c'erano comunioni, matrimoni, cresime, battesimi, e preparava a casa e mi coinvolgeva nei suoi preparativi. Mi metteva la sedia, allo sgabellino, mi diceva vieni qua, mi dava il coltello, il mestolino per la pentola, e da lì è nata la mia passione per la cucina. Qual è la prima pietanza che hai imparato a cucinare? Il coniglio. Come si fa il coniglio? Allora, la nonna mi ha insegnato a farlo rosolarlo bene prima il coniglio con uno spicchio d'aglio. In parte intanto fare un soffritto a carota, cipolla e sedano, e quando il coniglio è rosolato buttarlo nel soffritto, sfumarlo con vino bianco, salare, peperare e lasciare cuocere, naturalmente così. Lei da 5 anni fa parte delle Lady Chef, sappiamo che una delle vostre mission è fare del bene, o sbaglio? Sì, io faccio parte anche del Dipartimento Solidarietà Emergenza dei cuochi, cioè i cuochi d'emergenza che adesso collaboriamo anche con la Protezione Civile
di Palmanova è nazionale, perché il Dipartimento di Solidarietà e Emergenza è nazionale, abbiamo un presidente a Roma e siamo coinvolti nelle varie emergenze, cioè terremoti, alluvioni, sì, nelle catastrofi, ci chiamano a bisogno, andiamo a cucinare per le persone, per la gente. Vado da Anna Maria Zomero, che è di? È residente a Fagagna di Colloredo di Prato, nativa di Colloredo di Prato. E lei quando ha cominciato a... Allora, io sono una new entry, è da pochi mesi che faccio parte di questo gruppo. Sono molto fiera di essere entrata a far parte di questo gruppo perché la mia passione nasce tantissimi anni fa. Poi ho perseguito delle strade periferiche a quella della cucina, per poi negli ultimi anni cambiare il lavoro che comunque mi ha portato sull'indirizzo della cucina, e quindi ora sono un aiuto cuoco in una piccola realtà a gestione familiare. Ecco, riesce a dedicare tempo alla Lady Chef? Certo, perché tutto nasce comunque da una passione, da una curiosità, da una voglia di imparare, quindi se c'è curiosità e voglia di imparare il tempo lo trovi, nonostante io sia mamma e abbia 2 bambine. Quindi cerco di conciliare la mia vita familiare con la vita lavorativa e con le passioni che porto avanti. Quanti anni hanno le sue bambine? 4 anni e 8. Immagino che uno dei primi regali sia stata la cucina e le pentoline, o sbaglio? Sicuramente un mini trolley dove all'interno c'era tutta l'attrezzatura per poterle fare cucinare. Gli occhi hanno cambiato, si sono illuminati. Come si chiama? Adesso io insisto, come si chiamano queste 2 bambine? Allora, la piccolina si chiama Aurora e ha 4 anni. E quando le chiedo che sport vuole fare, perché le mie figlie sono abbastanza atletiche, mi dice sempre: mamma, io non sport, io voglio lavorare in cucina. E la grande invece ha 8 anni, si chiama Serena e penso che non seguirà la mia via, però sono orgogliosa lo stesso. Quindi che sensazioni ha? Quindi ha detto che vorrebbe fare? È un atleta, per cui diventerà un atleta. Quindi cucina mediterranea e Vondelì. Ecco, io la alimenterò finché diventi un atleta in forma e quindi possa raggiungere alti livelli, spero, per lei. Suo marito o suo compagno viene autorizzato a stare sui fornelli a casa o è area sua? Assolutamente no, perché diciamo che i fornelli sono miei, cioè nel senso, per me cucinare è sempre stato una grande passione, e quando l'ho conosciuto 18 anni fa, e ogni volta che lo incontravo cucinavo qualcosa per lui, perché per me cucinare è una dimostrazione di affetto, anche solamente presentare una torta, e quando porto una torta al lavoro per me è un segno di affetto per le persone che mi stanno vicino. Come si chiama? Si chiama Alberto. Salutiamo Alberto. Sì. Ciao. Ciao Alberto, ciao. Quindi è lui che lavoro fa? Lui è un operaio e quindi non vede l'ora di tornare a casa e assaggiare quello che gli preparo. Mi dica la verità, Anna Maria, le viene meglio il primo o il secondo? Guardi, le dico i primi, però negli ultimi anni mi sono veramente appassionata ai dolci e quindi mi diletto anche a copiare le torte di pasticceri famosi tipo Ernest Gnam. Cioccolata più non posso. Cioccolata più non posso. Conosco l'individuo. La Gomboso, Narcisa, Narcisa Gomboso, è mica di Mortegliano, signora? Santa Maria di Sclaunicco, sì. Lei che porta un nome impegnativo, Narcisa. Lei è Narcisa in cucina? Ah, in cucina? In cucina un pochino sì. Dai, no, nella vita no. Lei, visto che è Narcisa in cucina, dice: come cucini io, che roba lì non la cucina nessuno. Tipo? Tipo i risotti. I risotti sono una cosa che mi appassionano sì, però comunque tutto insomma cerco di metterci il cuore nel farlo. Lei ha un ristorante? No, io lavoro in una scuola materna a San Giovanni di Casarsa. Ci colleghiamo alle creature della precedente. Di Anna Maria, sì. E quindi voglio dire, cucinare per dei bambini piccolini bisogna avere un'ulteriore sensibilità. È impegnativo e sì, bisogna avere sensibilità, chiaramente deve piacere, far piacere, sì. Le minestre non sono gettonatissime, o sì?
Oddio, sni. Sì, le minestre sono un po' un problemino, però insomma le mangiano, dai. Da quanto è che fa parte dell'Ede Chef? Dell'LD Chef 5-6 anni, preciso proprio non me lo ricordo, 5-6 anni sì che faccio parte. Ferigo, sono degli interventi di fatto qualificati di persone che, ecco, vieni da questa parte, se no c'è il tubo che ti copre. In questo momento quante sono le componenti? Ma penso una quarantina. In Friuli Venezia Giulia, in Italia siamo a più di 4.000. Perché sono nate? Come ti ho detto prima, sono nate per volontà della Bertilla Prevedel. Si vede che un giorno avrà discusso in cucina con Germano Pontoni e ha detto basta. Insieme a 4, una era la Dina Biancotto, quella di Ravascletto, una è quella dello Scozzir, ma i nomi adesso l'altra non me la ricordo. In 4 sono partite e hanno creato questo gruppo. Pian piano poi sono nate anche per la solidarietà, perché è nata subito il discorso di Friuli Doc la Minestra. Le prime volte le facevano nella cucina della Dina Biancotto su Ravascletto e poi si sono appoggiate a qualcuno un po' di più grande, perché incominciava a diventare un meccanismo abbastanza importante, 35-40 gastronom, e sono nate così. Pian piano hanno iniziato col carattere un po' della Bertilla a coinvolgere non solo le cuoche del Friuli, aveva amicizie in Veneto, poi la madrina delle Lady Chef è la Maresanta di Prampero. Hanno girato, sono nate qua. Il quarantennale del terremoto in Friuli nostro, a Gemona, abbiamo fatto il ventennale delle Lady Chef, la prima assemblea, e quest'anno il 25esimo volevamo fare qualcosa, ma rimanderemo l'anno prossimo anche per dare una mano, aiutare, perché noi lo facciamo a uso gratuito, la minestra o quant'altro, per aiutare chi ha più bisogno di noi. Poi io con le mie ragazze, noi abbiamo una sensibilità in più, forse perché siamo mamme, forse perché stiamo, diciamo tra virgolette, bene, siamo anche fortunate. C'è tanta gente che ha bisogno. Adesso sono 2 giorni a Friuli Doc con la Promoturismo parlando con l'Agrifood. Ho parlato così con la Sara, la ragazza che fa da tramite, e mi ha detto: Marina, guarda, vendiamo, hanno fatto dei grembiuli e delle borse col nuovo marchio Io Sono FVG, e li vendiamo e ti diamo il ricavato, visto che noi non abbiamo potuto fare il Friuli Doc quest'anno, ma è una sorpresa, andrò a portarli di nuovo. Non posso dirtelo adesso perché se mi ascolta non è più una sorpresa, è quello che tiriamo su. Ma poi noi siamo, con la Graziella abbiamo fatto i cestini che tu sai benissimo, che siamo stati anche in trasmissione, e sono nate per questo, ma soprattutto cerco in tutti i modi di tenerle unite, perché le donne siamo importanti, cucina o non cucina, siamo importanti. È certo che siamo importanti e sono importanti, quindi guarda, abbiamo il timer. Sì, ma io a proposito di coniglio, prima la signora Di Gemona ha detto del coniglio, sapete come si fa a prendere un coniglio? Ci si mette nascosti dietro un cespuglio e poi si fa il verso della carota. E non mi chiedere com'è, perché ci sono diversi tipi di carote. Ecco, i giovani cuochi si stanno facendo delle domande, poi andrò a chiedere se loro sanno qual è il verso. Secondo me quello un po' più basso sa qual è il verso della carota, sai? Quindi, ci sono vari tipi di carote. io non so perché, ma dopo andrò proprio da lui, che non so come si chiama. Lei sa come si chiama il più piccolo? Edoardo. Da Edoardo, vado da Edoardo e sì, benissimo. Quindi lanci la pubblicità pensando alle sue figlie, che si chiamano? Aurora e Serena. E signore e signori, ora arriverà la pubblicità. A dopo.
Quinta parte dello scrigno, ve lo ricordo, siamo sempre all'interno dell'Accademia del Gusto FVG. Sono con Daniele Piccoli, che di fatto è il presidente dell'Associazione Cuochi per la provincia di Udine. Però con te, Daniele, vorrei fare dei distinguo, anche perché qui c'è il futuro. Sì, qui abbiamo il futuro e ti presento Pino Tanchi, che è il responsabile per il Friuli e coordinatore insieme a altri docenti per il Triveneto del compartimento giovani. La Federazione Italiana ha vari compartimenti, diciamo quello più importante che avete parlato prima è del DSE, quello che fanno solidarietà, però il secondo secondo me che è il nostro futuro è il compartimento giovani e qui abbiamo direttamente il responsabile con alcuni dei ragazzi delle scuole alberghiere. Dove sta andando la cucina, Daniele? La cucina sta andando un po' troppo veloce, stiamo perdendo un attimino un po' tutta la storia della cucina perché a causa di molteplici programmi televisivi di cucina, per cui ne troviamo su qualsiasi canale, quando giri adesso trovi una che cucina e stiamo riempiendo un po' troppi spazi e per cui perdiamo il valore proprio del territorio e il valore del prodotto, diventa solo business e marketing della cucina. Chi è stata la tua bussola professionale? La mia bussola professionale, diciamo, io ho finito la scuola alberghiera e il giorno dopo ho iniziato a lavorare a Villa Manin con i fratelli Macor, ho lavorato tanti anni là e loro mi hanno veramente insegnato il mondo del lavoro. Sì. Li ho conosciuti anch'io, erano due grandi e due severi ma generosi. Sì, c'era Mario e Delino Macor, due veramente bravissime persone, però io ho lavorato anche con gli altri due fratelli in cucina. Uno era responsabile della sala e Severino era responsabile della cucina, per cui era chef. Sì, anche lì io ho iniziato come tutti a pelare patate, poi mi hanno messo a fare i contorni pian pianino, poi a un certo punto, dato che noi compravamo, il Doge comprava tutti i dolci da un pasticcere esterno e a quel punto lì hanno detto perché non facciamo la pasticceria all'interno del Doge, mi hanno iscritto a dei vari corsi e alla fine tutta la pasticceria, diciamo anche le torte nuziali, perché parliamo di 1000 coperti a fine settimana, producevamo noi in casa. Allora io vado da questa parte grazie a Daniele Piccoli e vado a questo signore che si chiama? Edoardo. Puoi anche sorridere, Edoardo. Cosa fai nella vita? Ho appena finito la terza superiore, ho fatto 3 anni di alberghiero, adesso vado in quarta e sono da poco a fare stage con loro. Quindi questo è il presente, ma in proiezione come ti vedi? Come titolare di un ristorante, come chef? Spero di sì, uno chef, un titolare di ristorante, spero, se tutto va bene. Di che cosa sei ghiotto? In che senso? Cosa ti piace mangiare? Tutto. Quello che ti piace mangiare, ti piace anche cucinarlo? Sì, ma mangio tutto, anche cucinare, se c'è qualcosa da imparare, tutto. Tu sei di? Tolmezzo. Tolmezzo. Se ti dico Gianni Cosetti? Sì, so chi è. Abbiamo la scuola nominata, cioè col suo nome, intitolata a lui, appunto per lui. Ti vengono meglio i primi o i secondi? Primi penso per ora, perché non sono ancora tanto esperto. E a casa? Cucino io. I tuoi sono estromessi dall'area? Sì, abbastanza. Sì, mia madre sì, è abbastanza estromessa dalla cucina. Pensate che... Perché è vegetariana, quindi non... Sì. Edoardo ha parlato con lo sguardo, quindi andiamo da questo signore che è Pino Tranchi, lo abbiamo conosciuto durante anche la trasmissione Vicini. Che cosa significa far parte di questo compartimento? Allora, il compartimento giovane diciamo che ha 2 mission importanti, no? Fare un po' da collante per i ragazzi tra la scuola e il mondo del lavoro, no? In maniera che non si perdano e che trovino il loro posto ideale, perché non è detto che tutti i posti siano ideali per tutti, insomma, no? Dopo nel nostro mestiere è molto vario, quindi uno può andare a fare il cuoco di una mensa, può andare a lavorare nei stellati, può andare a lavorare in agriturismo, cioè ci sono mille sfaccettature, no? E dopo noi col compartimento giovani appunto facciamo diverse gare sia a livello nazionale che a livello estero e partecipiamo prima facciamo la gara del Friuli Venezia Giulia come miglior allievo e dopo chi diciamo, vince, gli altri che imparano, si continua sempre di più a imparare, andiamo giù quando di solito si fa a Rimini o in altre location. Ad esempio tipo 2 anni fa siamo andati sul lago di Garda
I nostri 2 ragazzi hanno preso 2 medaglie, una d'oro e una d'argento, e sono soddisfazioni perché così imparano anche a relazionarsi con questo mondo delle gare, che è una cosa interessante insomma, da affrontare. E dopo comunque tenerli vicino, anche perché noi comunque, come mi hanno insegnato a me a lavorare, sembra giusto ritornare quello che si è ricevuto, no? E quindi dare l'opportunità a questi ragazzi, no? Senti Pino, chi era uno chef a cui guardavi con ammirazione quando eri un po' più giovane? Boh, io quando ho iniziato a lavorare, uno dei miei maestri, diciamo, è chef Sergio Negro, che avete già conosciuto, adesso fa anche il youtuber, fa le ricette su online, nonno Sergio, e mi ha insegnato molto, devo dire la verità, mi ha sempre tenuto vicino anche lui e ho imparato tanto. Dopo anche con Luca Villafredda, che avete conosciuto prima, ho lavorato il mio primo posto di lavoro, dove ho lavorato, molto bello, e sono bei ricordi. E appena c'è un cambio di personale cerco sempre di far andare i ragazzi lì, perché è una bella opportunità di lavoro. Allora andremo da questi 2 ragazzi, Davide Di Gianantonio e... Come? Anello Nicolò. E di chi è? La giacca è presa in prestito. Meraviglioso. E dov'è Davide Di Gianantonio? A lavorare. Davide, ciao Davide. Sei a lavorare qui, è meravigliosa questa cosa. Io ero Salutiamo Davide, la cucina ai Celti. Perfetto, io ero guarda, invece tu ti chiami? Anello Nicolò. E tu? Michele Cecconi. Allora, con Michele Cecconi e non con Davide Di Gianantonio, ma con il signor Anello, ci rivediamo dopo la pubblicità. Prima però mandiamo un altro pezzo di Gabriele Moschiz che abbiamo incontrato nelle settimane scorse, dura circa 4 minuti e mezzo a Pontebba.
E apriamo la sesta e ultima parte dello scrigno con la miglior rappresentazione del maschio italico. Guardate, non è Davide Di Gianantonio, ma è sempre Anello, vero? Sì, sì, sono sempre io. Sempre tu, quindi Non scappo. da questo abito. Senti, e da grande cosa vuoi fare? Beh, il cuoco. È scontato? Sicuramente, sicuramente. È la mia passione, cerco di portarla avanti e spero di poterla portare avanti anche in futuro. Senti, e i tuoi genitori ti hanno sostenuto nella scelta? Sì, sì, mi hanno sempre dato una mano e cercato di indirizzarmi sulla strada che volevo fare. Non mi hanno mai messo obblighi oppure sbarrato la strada per le mie passioni. Senti, quando cucinava la nonna, guardavi? Sì, 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 ancora adesso la guardo mentre cucina, ho ancora la fortuna di averla in giro, quindi la guardo cucinare. Tu sei di? Cornino. Dove ci sono i grifoni, no? Sì, sì, sì. Li hanno liberati pochi giorni fa. E la nonna come si chiama? Eni, Caterina. La Eni, ciao Eni. Presentamelo tu. Michele Cecconi. Michele Cecconi. Michele Cecconi, è uno studente dell'Inussio. Devo presentarlo Quello che sai di me ormai lo Cosa sai di Cecconi? Boh, è un bravo ragazzo, spiritoso, divertente, che ci mette sempre tanta passione in quello che fa. Ti vuole bene? Sì, sì, è un bravo ragazzo. In fin dei conti. In fin dei conti io e lui scherziamo, ci divertiamo, ma sì, ci vogliamo. Quanti anni avete? 18, anche lui. Abbiamo lavorato anche assieme, quindi... E avete fatto lo stage insieme? Sì, ai Celti, nel locale di Marinella, e ci siamo divertiti, sì. Senti, invece la tua passione parte da molto lontano o è recente? La mia passione è molto recente ed è nata grazie appunto a Marinella che mi ha fatto vedere la sua cucina dei Celti e da lì è nata tutta la passione per la cucina, mi sono subito innamorato e quindi è anche grazie a Marina e a Davide ovviamente. Lui è sempre Edoardo? Sì, sì, presumo di sì. Presumo sempre lui, perfetto. Non ce l'ho. Non ce l'hai. Allora, andiamo da questa parte, Marinella, perché siamo pronti per... I tiarsons, quelli dolci. Come si fanno? Semplici, acqua e farina, in carne a suo paularo mettono anche una patata, ma comunque può andare bene metterla o non metterla, che è la pasta. Invece il ripieno è Casa Ferrigo, non Casa Ferrigo Marinella, ma Casa Ferrigo mia mamma, che lei metteva a mollare con un po' di latte i biscotti secchi e poi prendeva quello che aveva in giro, la marmellata che facevamo noi di pere, quelle di autunno, o susine, che c'erano solo quelle in carne allora, e metteva, se aveva qualche noce, nocciole, sempre roba raccolta noi, un po' di cacao e quello era il suo ripieno. Quindi adesso tu devi prepararli, no? Sì, ma in carne, come ben sapete, che da mo' che lo diciamo, ognuno ha il suo tiarson, ogni famiglia, ma non solo in carne, io penso in tutta la valle, ognuno fa i suoi e ci mette quello che trova in giro, o se no quelli con le erbe, quelli con spezie. Io i dolci, siccome sono titolare di un ristorante e a Gemona quei dolci non è che li amano tanto. Allora io avevo studiato quelli con le erbe, con le mie erbe che raccolgo. Adesso sembrerebbe che, come dolce però, a fine pasto come dolce anche Gemona sì, vedo che vanno e sono nel menù nuovo che ha cambiato l'altro giorno il mio cuoco Davide Patatta. Allora, mentre tu impasti, vado da Anna Maria Zomero, che è ai fornelli, ma c'è una leggenda? Sì, per tutti i bambini che ci stanno guardando e ci ascoltano, volevo raccontare una piccola leggenda riguardante questa ricetta dei chiarsons. Allora bambini, attenzione, c'era una volta un folletto goloso, che rubò la panna che affiorava dal latte appena munto. E questo folletto cercava di scappare con questa panna, però la signora, che era padrona della mucca, lo fermò subito.
Il folletto, non sapendo come scusarsi, decise di raccontare, anzi di rivelare la ricetta di questi chiarsons alla signora. Questa è una tipica leggenda carnica riguardante la ricetta dei chiarsons. Grazie a Anna Maria. Andiamo da questa parte dove... Io ho già impastato, adesso basta tirarla abbastanza sottile e il risultato poi, che li ho già un po' preparati, Anna Maria mi passi questi, sono questi che adesso noi andiamo a cuocere, a saltare e preparare il piatto. Sono semplici, sono saltati al burro con un po' di zucchero e cannella e alla fine una spolverata di ricotta affumicata. Adesso vi preparo appena pronto il piatto, dopo... Allora, io vado a questa parte mentre Anna Maria e Marinella preparano i chiarsons e dobbiamo parlare dell'Accademia. Intanto ti chiedo, Daniele, perché Accademia con una C sola? È stata una scelta un po' dovuta, perché la parola Accademia con 2C era già abbastanza impegnata anche su internet, però la storia vera per cui abbiamo scelto, diciamo, questo nome è perché Accademo, che era un guerriero nel periodo di Atene, vinse una guerra e regalò al popolo di Atene un giardino per poter coltivare tutte le erbe aromatiche e tutte le spezie che arrivavano dall'Oriente. Da quel momento lì si parlava di Accademia e gusto, per cui noi abbiamo ripreso un po' questo nominativo. L'Accademia è una scuola di formazione, in cui a mattina facciamo scuola alberghiera, e invece il pomeriggio e la sera facciamo dei corsi individuali o anche a gruppo, perché noi abbiamo delle postazioni tipo Masterchef, ma è sicuramente un po' diverso il sistema, dove i nostri docenti fanno dei corsi monotematici, per cui corsi di cucina, di pasticceria, di pizzeria, corsi di sushi. Sono corsi tematici di 3-4 ore e la gente impara a fare certi piatti, poi tutto quello che viene, diciamo, prodotto possono portarselo a casa, così hanno anche la cena pronta. Facciamo corsi anche di sommelier, corsi di barman, abbiamo avuto anche il campione nazionale Varzan qua a fare dei corsi, e questa è, diciamo, la nostra idea, di fare promozione dei prodotti del nostro territorio e formare anche le persone a casa come cucinare sano e soprattutto con le erbe e diciamo, con gli ingredienti del nostro territorio. Grazie a Daniele Piccoli. Grazie. E allora qua siamo in bollitura. Sì. Hai bisogno ancora di un minuto, Marinella? Sì. Allora, intanto andiamo da questa parte perché si sta sbracciando come un vigile urbano, Dario Colacca. Ciao a tutti. Allora, sono andato con la mia ragazza in pizzeria. A un certo punto mi ha fatto una litigata e le fa: io ti mollo. E il mio amico fa: e tu come l'hai presa? Ah, io ho prosciutto e funghi. Io ti mollo... No, questa me la spieghi. No, lei mi ha mollato e il mio amico mi fa: tu come l'hai presa? Il fatto che ti ha mollato. La pizza. Prosciutto e funghi. Perfetto. Questa è una delle più fredde... L'ultima. Due amici che stanno parlando e uno dice all'altro: ma tu quante ragazze hai avuto nella tua vita? E fa: una trentina. Fa: così tante? Fa: no, una di Trento. E gli fa: ma quanto tempo sei stato con lei? 7 anni. E tu qual è stata la tua avventura più lunga? Questo ci penso un attimo fa. Fin domestic, 15 anni. Sì, questa è meglio di quella del primo. Come va? Ah, eccole qua, sì. Qua sentite che musica. In questo momento cosa sta succedendo, Marinella? Li sto, dopo averli lessati, li sto passando in una padella con un po' di burro, un po' di zucchero e un po' di cannella, che sarebbe il tipico... Quanto devono stare lì? Oh, niente, poco, perché li prepariamo, li lessiamo appena pronti, quando vengono su a galla sono pronti da passare in padella. Adesso io ti preparo il piatto. Guarda. Niente. Quindi sono 3. Niente di Ne che. sono 7. Vedi? Questo è il momento.
poi una grattatina. Una grattatina di ricotta. E il resto ecco qua. Il piatto è fatto. Il piatto è fatto. Questi sono i charsons della carne. Questi sono tipicamente carnici. Sì. Ma quanti tipi di chiasson ci sono? Non so, io un giorno, una volta ho fatto una lezione con la Tania, una di Sutrio, e ci ha fatto 10 tipi di charsons. Quindi Solo la signora Tania di Sutrio, quindi immaginiamo. no, solo che ci sono diverse, ma poi è diverso di questo anche se togli il biscotto, è già diverso e mettono un po' di mentuccia. È già, diverso. è già un altro chiasson. Grazie Marinella, andiamo a chiudere. Daniele? Sì, allora intanto volevo ringraziare che siete venuti con le vostre telecamere qua all'Accademia del Gusto. Poi vorrei ringraziare prima di tutto tutti quelli che hanno creduto e che ci credono in questo progetto e soprattutto anche la direzione qua di Bardelli che ci ha dato un attimo a mano. E vi invito a venire qua a vedere la scuola e a provare i nostri corsi. Grazie Daniele. Grazie. Allora direi che possiamo chiudere, io lascerei come si suol dire spazio ancora a Moshiz con il suo brano e la sua realtà che ci ha intrattenuto nelle settimane scorse. Grazie a Paolo Bassi, vi auguro una buona notte, arrivederci. Ja, da werden wir besoffen sein. Im Himmel gibt's kein Bier, saufen wir es hier. Petrus gibt's nur Wein, doveva venire rauschen sein. Thank you.